Milità ufficiale parla di oltre 3.000 ucraini in fuga, difficile contarli, dice Zaia. Si potenzierà la rete dell'accoglienza con 1.500 nuovi posti e in Friuli Venezia Giulia Fedriga chiede di far intervenire l'esercito. Caro carburante, scongiurato il blocco dei trasporti, le categorie aspettano il tavolo ministeriale convocato per domani, mentre da Cessalto, paese attraversato dalla A4, si chiede la riduzione dei pedaggi autostradali. I lavori del Mose saranno completati. Dal Tribunale di Venezia è arrivata l'approvazione del piano di risanamento del Consorzio Venezia Nuova che permetterà di completare l'opera. Sbanda con la moto, finisce a terra e viene travolto dalle auto in corsa. Tragedia della strada a Verona, un 29enne è morto in ospedale dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 12 in città. Un video shock mostra tutta la violenza che si è consumata ieri nel primo pomeriggio tra tifosi prima della partita di calcio Giorgione-Bassano. Per i responsabili potrebbe scattare un daspo. A Venezia una festa di bentornato a Rialto per Marco Zennaro, rimpatriato sabato dopo essere rimasto bloccato in Sudan. L'imprenditore è pronto a tornare alla guida dell'azienda. Centrodestra compatto per Peghin, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC e Coraggio Italia ufficializzano l'appoggio al candidato sindaco per Padova. Ci sarà anche l'appoggio della lista di Vittorio Sgarbi. Nasce la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, il progetto ideato la scorsa estate tra Comune, Regione e Governo per una sostenibilità ambientale. La cerimonia di presentazione a Palazzo Ducale. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. E dunque, lo avete sentito, continuano gli arrivi in Veneto di chi fugge dalla guerra, i profughi dall'Ucraina sono ormai oltre 3.000 nella nostra regione. Difficile però contarli, spiega il presidente Zaia, si potenzierà la rete dell'accoglienza con ulteriori 1.500 posti, mentre dal Friuli Venezia Giulia il governatore chiede di far intervenire l'esercito. I veneti hanno messo a disposizione quasi 8.000 posti letto. Questa è la solidarietà del Veneto, ditelo a gran voce a tutto il mondo. Stiamo lavorando, macchina da guerra messa a puntino, arrivano in continuazione profughi, arrivano donne e bambini perché scappano dalla guerra. Un flusso che aumenta ora dopo ora e che alle 9 del mattino fissava 3.300 gli arrivi in Veneto dall'Ucraina, e questo dall'inizio dell'emergenza, quasi un terzo solo nel Trevigiano, cifra che però, ammette lo stesso Zaia, è sicuramente sottostimata, difficile contarli. Molti di più i tamponi somministrati, quasi 5.000, dato che si spiega con i tanti transiti nelle stazioni venete, su tutte Mestre, Padova e Verona, dove la regione ha allestito dei punti mobili. Il tasso di positività è del 2,3%. Il Veneto, dice Zaia, è una porta d'accesso per i profughi e ancora di più lo è il Friuli Venezia Giulia, con il presidente Fedriga che chiede l'impiego dell'esercito per una gestione più efficace. Adesso vediamo come si sviluppa, perché purtroppo previsioni chiare non ce ne sono. In caso di necessità è chiaro che servirà un supporto anche del governo, e quindi immagino per esempio nell'esercito nel supportare tutta l'attività anche sanitaria necessaria, perché non si può pensare che questo sia sulle spalle di un'unica regione. In Veneto è stata aumentata la capienza dell'hub di Noale, mentre in settimana potrebbero essere riattivati gli ex ospedali di Monselice, Asiago e Zevio. Si sta allestendo anche Villa Rieti Rota a Motta di Livenza per intercettare i profughi dall'autostrada. L'obiettivo: attivare 1.500 posti entro la settimana. Un quadro quindi in evoluzione che necessita per Zaia di strumenti straordinari. Rivedere il PNRR è una priorità e con esso anche la PAC, la politica agricola, settore dell'energia e primario sono quelli che in poche settimane hanno cambiato volto. Il PNRR è stato negoziato bene, oggi però non è più attuale. Il tema dei fondi destinati all'energia ne sono una palese dimostrazione. Dall'altro, con l'Europa non dobbiamo solo rinegoziare i 229 miliardi del PNRR, ma anche tutto quello che sono i fondi della PAC, quindi la politica agricola comunitaria. In questo momento abbiamo difficoltà ad avere derrate alimentari, le granaglie. È stato bene avere combattuto contro l'agricoltura estensiva, ma oggi ci serve quell'agricoltura e dobbiamo soprattutto investire affinché questa si porti a casa quello che è il grande progetto della sovranità alimentare. Abbiamo sentito accennare all'energia, c'è il fronte del caro carburanti in particolare, su questo vi proponiamo oltre che dei servizi un sondaggio questa sera. Dunque, benzina alle stelle, lo abbiamo visto purtroppo tutti in questi giorni, in queste settimane. Il quesito è: usate di meno l'auto proprio a fronte di questi rincari? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no come sempre 0422 1626 690 e poi l'esito ve lo daremo e lo commenteremo nel corso di Ring, la prima serata dedicata all'attualità politica di Antena 3.
Il blocco dei trasporti intanto è stato scongiurato, le categorie aspettano il tavolo ministeriale che è stato convocato per domani, ridurre, dicono subito, le accise sulla benzina. Mai come ora, in questo momento storico dovuto all'incertezza dell'aumento del carburante, aumento delle materie prime, da consigliere comunale di Cessalto, comune attraversato dal sedime autostradale, vi è la necessità di una riduzione del pedaggio autostradale. Se è vero che muoversi sta diventando giorno dopo giorno sempre più insostenibile, allora occorre guardare anche ai pedaggi autostradali. La richiesta parte da Emanuele Crosato, consigliere comunale a Cessalto, territorio attraversato dalla 4. I conti sono presto fatti. Una riduzione di circa 8 milioni di euro di pedaggio autostradale porterebbe a un risparmio per il solo comune di Cessalto e per le sue famiglie di 20 euro a pieno, che in un anno potrebbe essere addirittura di 2.000 euro. Un meccanismo che potrebbe essere generalizzato almeno in questa fase dell'emergenza, e questo nelle ore che precedono l'incontro tra autotrasportatori e governo. Scongiurato il blocco, si punta a misure straordinarie come la riduzione dei costi fissi del carburante alla pompa. Una riduzione delle accise potrebbe immediatamente ridurre e abbattere di molto il costo al litro e in qualche maniera venire incontro a una situazione che non si capisce. L'ha detto in maniera molto chiara il ministro Cingolani. È in atto una speculazione chiara ed evidente. Caro benzina e ovviamente caro energia, con tutte le ricadute del caso anche sulle famiglie. Luigi Susin, da imprenditore termoidraulico, segnala un fenomeno già in atto: per pagare le bollette c'è chi rinuncia alla manutenzione ordinaria. Oggi cominciamo a sentire di spostare le manutenzioni per il problema che le famiglie cominciano ad avere difficoltà economiche. Questo però comporta un rischio dopo su quello che sono le sicurezze degli impianti, no? Quindi bisogna veramente intervenire subito su questo piano qua, perché la gente è veramente spaventata. Prezzi dunque alle stelle che fanno temere una vera e propria azione speculativa, stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza di molti cantieri in un momento in cui l'edilizia stava ripartendo, naturalmente grazie al bonus 110% e ai fondi del PNRR. L'allarme di Ance Padova. 3.500 cantieri aperti, pubblici e privati, un mercato da $500 miliardi. Vale molto il settore edilizio in questo momento, solo in provincia di Padova, un settore spumeggiante fino a qualche settimana fa, che si trova a fare i conti con le conseguenze di un rialzo di prezzi e materie prime che così definisce il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto. Devastante, perché abbiamo Covid, inflazione, guerra, carenza di materiale e sanzioni. Cioè il nostro coraggio dell'imprenditore è praticamente messo al palo. Siamo come dei sub, siamo sott'acqua, su non possiamo salire velocemente perché sennò rischiamo l'embolia, e abbiamo finito l'ossigeno perché stiamo lavorando sotto costo. Giù dobbiamo restarci perché abbiamo i costi che continuano a girare e sono pazzeschi e sono saliti di circa il 30%. Molti cantieri pronti ad aprire con contratti firmati e prezzi bloccati. A Padova stanno per partire i lavori della nuova pediatria e del SIR 3, solo per parlare di appalti pubblici. Tutto si scontra con costi lievitati in modo pauroso. Abbiamo il ferro che è arrivato al 260%, quindi se prima spendevo 0,50 per il tondino classico di acciaio, adesso vado a spendere quasi 2 euro, perché dopo bisogna anche metterlo in opera il ferro. Nel frattempo sono cresciuti anche la manodopera, è cresciuta tutto quanto l'indotto, il cemento, tutte quante quelle lavorazioni che prima effettivamente magari costavano poco, e poi la manodopera è introvabile. Continuano i vertici tra i costruttori edili con confronti a vari livelli, da quello regionale a quello nazionale. Le aziende chiedono al governo un'azione forte nei confronti di questo mare in tempesta, dettato, temono, da un'ondata speculativa. Non è possibile che ci sia stata un repentino aumento senza controllo,
Sappiamo che ci sono dei fenomeni di questo tipo. È negli occhi di tutti che ci sia stato un balzo così veloce dell'aumento del gasolio. A noi veramente comincia a venire qualche punto di domanda. La stessa cosa è successo con l'acciaio. E le temute conseguenze di questi esorbitanti rincari si stanno purtroppo facendo sentire nell'isola di Murano, come si temeva. Hanno già chiuso i battenti, spento i forni e bloccato la produzione del vetro artigianale le prime 4 fornaci nell'isola del vetro a Murano. E purtroppo il crollo sembra non essere finito qui. Con i rincari esorbitanti dei costi del gas, la strada della chiusura potrebbe essere la dolorosa scelta di molti altri. Ogni giorno c'è una fornace che non ce la fa più a sopportare i costi. Nuovo appello a Roma dei vetrai. Stiamo subendo un caro gas che è dato ormai alle stelle. Il petrolio è salito alle stelle e purtroppo ho parlato con dei miei colleghi e mi hanno detto che ogni giorno si chiuderà una fornace. Purtroppo la situazione non è delle migliori. Trovare una soluzione al più presto. Sicuramente c'è una priorità, però anche noi non possiamo più stare a guardare o aspettare. Abbiamo bisogno di lavorare e chiudendo le fornaci mi sa che arriveremo a una cosa molto drastica, una situazione che poi sicuramente non troveremo più la via d'uscita. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, come sempre, ci mette la faccia. Faccio un appello a Roma, aiutateci. In questo modo Murano sta morendo. Le aziende stanno chiudendo e noi sinceramente non abbiamo più la soluzione. Ripeto, fermiamo la guerra e poi dobbiamo pensare che la vita va avanti e la vita va avanti anche attraverso il lavoro, soprattutto attraverso il lavoro. Se non c'è lavoro non c'è futuro. Rimaniamo a Venezia perché arriva la notizia che i lavori del Mose saranno completati. Dal Tribunale è arrivata l'approvazione del piano di risanamento del Consorzio Venezia Nuova. Via libera al piano di risanamento del Consorzio Venezia Nuova, alla tutela delle aziende creditrici e alla ripresa dei lavori di completamento del Mose. Il Tribunale fallimentare di Venezia ha approvato il piano reso possibile dall'accordo del 1 febbraio tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto, organo del Ministero delle Infrastrutture, e il Consorzio, dopo il placet arrivato dalla Corte dei Conti il 21 febbraio. Tra il 2020 e il 2021 il Mose era già entrato in funzione decine di volte, ma sempre in modalità sperimentale e di emergenza. Dei test che, come ha ricordato il commissario straordinario Elisabetta Spitz, hanno comunque consentito di migliorare costantemente le sue performance, garantendo il sollevamento delle paratoie in soli 30 minuti. Ora, ha concluso Spitz, ha inizio una nuova fase per la storia del Mose e per la laguna di Venezia. Soddisfatto anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, che ha definito il Mose un esempio di eccellenza non solo per Venezia ma per l'intero sistema paese. Il 22 gennaio scorso proprio il MIMS aveva confermato il cronoprogramma di completamento dell'opera in 18 mesi dal marzo 2022. La cronaca ora: sbanda con la moto, finisce a terra e viene travolto dalle auto in corsa. Tragedia della strada a Verona, un 29enne è morto in ospedale dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 12 in città. Subito soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un'auto medica e un'ambulanza. Il ragazzo è stato stabilizzato e quindi portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime in pochi minuti e pochi minuti fa, il giovane è spirato all'ospedale appunto di Borgo Trento a Verona. Sulle cause del grave incidente sta eseguendo delle verifiche la Polizia Municipale, intervenuta sul posto naturalmente per i rilievi di legge. E oggi pomeriggio a Pieve del Grappa l'ultimo saluto a Vittorio Piva, mancato anche lui in un incidente a soli 17 anni. Accolto dal rombo delle sue amate moto, in tantissimi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Vittorio Piva, il 17enne di Pieve del Grappa, morto mercoledì scorso a pochi metri da casa in località Cassanego di Crespano.
Un terribile incidente sulla motocicletta e una giovane vita stroncata. Un'intera comunità che si è stretta attorno ai genitori, alla sorella, i compagni di scuola, gli amici del paese, la filarmonica dove suonava il corno. Difficile trattenere il dolore per la perdita anche per il parroco Don Gaetano Borgo, che ha usato parole colme d'affetto per questo giovane capace di regalare un sorriso a chiunque. Oggi affrontiamo un passaggio esistenziale che fa parte del nostro zaino fin dalla nostra nascita. Lo sappiamo, ma non così. Non in questo modo, non così, non in questo modo. Vittorio è bellissimo ed è bellissimo così. I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi del loro ragazzo, che continuerà così a vivere in altre vite. Le rose donate dai bambini della primaria a mamma Stefania, insegnante proprio a Crespano. Toccanti le parole degli amici. Compagni e professori dell'Agraria Parolini, dove frequentava il 4º anno, hanno voluto dare il loro saluto a Vittorio. Vittorio, sei stato un ragazzo meraviglioso, portavi allegria a tutti. Continuavi a strappare sorrisi, sentiremo la tua mancanza per sempre. La tua forza ci aiuterà, ingranando da prima, ad affrontare la ripida salita. Sarai sempre in classe con noi. Questo non è un addio, ma un arrivederci, ricordatelo. Ho scoperto troppo tardi che suonavi in una filarmonica. Avremmo potuto condividere qualche marcia sinfonica, di cui sono ghiotto. La mattina quando vado a scuola ne ascolto sempre una in macchina. L'ascolto e ti penso. Ti penso e sorrido. Un abbraccio, Vittorio. E ora il video shock che mostra tutta la violenza che si è consumata ieri nel primo pomeriggio tra i tifosi prima della partita di calcio Giorgione-Bassano a Castelfranco. Per i responsabili potrebbe scattare un daspo. La violenza si è scatenata prima della partita di calcio, spietata, premeditata, alla luce del sole, davanti ai passanti. A distanza di metri, nelle immagini riprese da un semplice telefonino, si sente con chiarezza il rumore dei colpi sferrati con le mani o con i piedi, con i bastoni o con le catene. Un vero e proprio agguato ieri. A fronteggiarsi due gruppi di tifosi che probabilmente si erano lasciati a Bassano nella partita di andata del campionato di eccellenza. Era il 24 ottobre, finì con un pareggio con dei conti in sospeso. Il presidente del Giorgione Calcio, Orfeo Antonello, riferisce che sarebbero stati i tifosi castellani ad essere presi di mira da quelli bassanesi. In queste ore le immagini del video che state vedendo e di altri arrivati alla stazione dei Carabinieri sono al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione pare che un gruppo di tifosi castellani abbia invece atteso i bassanesi in questo vicolo che collega lo spazio antistante lo stadio e la stazione ferroviaria. Gli antagonisti, scesi dal treno e diretti allo stadio di Via Rizzetti a piedi, hanno percorso questa strada per trovare ad attenderli con bastoni e catene gli altri. Giovani con cappuccio in testa infieriscono anche con un ragazzo a terra, ma tutti prendono e tutti danno. Si fermano solo quando uno di loro grida "stanno arrivando i carabinieri", ma la violenza non si placa comunque. L'arrivo poi alla fine delle forze dell'ordine scongiurerà il peggio. Tra urla e imprecazioni i due gruppi si dividono per ritrovarsi tra il pubblico, ognuno nel suo settore. La partita finisce 1-2 per il Bassano, tutti tornano a casa. Nessuna denuncia ad oggi risulta depositata presso il comando. Ma su questa violenza non si può passare sopra. Molti di questi soggetti sarebbero già noti alle forze dell'ordine. Poi stanno analizzando e identificando i colpevoli delle aggressioni e procederanno con la massima severità, arrivando anche al daspo se servirà nei confronti di coloro che hanno creato questa rissa. Nessun commento delle pagine social delle rispettive squadre, nessuno si è rivolto al pronto soccorso per cure mediche, ma l'episodio resta però molto grave. Io posso solo dire che questi sono eventi che danno un danno d'immagine alla città e mi spiace perché Castelfranco è una cittadina accogliente sotto tutti i punti di vista, anche in quello sportivo. Non abbiamo ricordi di eventi simili a questo che non lasciano un bel ricordo della città del Giorgione, quindi è anche in virtù di questo che ho chiesto appunto ai carabinieri di applicare con massima severità le sanzioni previste. Ora
un piccolo break, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, ora a Venezia per la festa di bentornato a Rialto per l'imprenditore Marco Zennaro. Dopo i primi festeggiamenti di bentornato sabato, nella notte del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, la festa per Marco Zennaro è proseguita anche il giorno successivo. A Venezia decine di parenti, amici e conoscenti si sono dati appuntamento sotto la casa dell'imprenditore rimasto bloccato per motivi giudiziari in Sudan per quasi un anno, 361 giorni dei quali 75 in prigionia. Da Campo San Bortolo i festeggiamenti si sono spostati attraversando il ponte di Rialto sotto i portici della pescheria. Ti saresti aspettato tutta questa solidarietà dalla città di Venezia? Sinceramente no, però il fatto di crescere a Venezia è un qualcosa di più, valori di intima amicizia, questa città li merita e si è visto nella risposta che ha dato alla mia situazione. Domani sarà già in ufficio? Domani si va in ufficio perché è giusto riprendere la propria attività, il proprio posto nella propria attività. Devo a proposito ringraziare tutti i dipendenti della Zennaro che hanno portato avanti per un anno difficile per tutti, ma soprattutto anche per loro, un'attività di imprenditoriale a conduzione familiare e non è facile portarla avanti senza il titolare. E sempre a Venezia oggi la presentazione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità con il suo presidente, il ministro Brunetta. Nasce ufficialmente la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Il progetto ideato la scorsa estate tra Comune, Regione e Governo per una sostenibilità ambientale, economica, tecnologica e sociale della città. Modello di resilienza per tutto il mondo. La cerimonia di presentazione a Palazzo Ducale col governatore Zaia, il sindaco Brugnaro e il ministro Brunetta nominato presidente della fondazione su indicazione del presidente Draghi. Venezia è al centro dell'Italia, al centro dell'azione del governo e ci saranno anche nelle prossime settimane, con un po' di tempi ma non lunghissimi, anche un esito sull'autorità per la laguna. Poter raccontare all'UNESCO, all'ONU, alle grandi organizzazioni europee che a Venezia si può installare un grande istituto di studi per la sostenibilità, che non è solo, attenzione, ecologica, ma è anche economica, e lui è un economista, e sociale. A partire dagli studenti, dando la possibilità di seguire il modello Boston. Venezia deve diventare un simbolo, non è che la soluzione sia a Venezia, la soluzione è parlarne a Venezia, cioè dove discutiamo e ragioniamo sui problemi del mondo, perché a Venezia i problemi arrivano prima che in altri luoghi, ma i luoghi sono uguali, lo spopolamento dei centri non c'è solo nel centro storico di Venezia, ci sono in tutti gli Appennini, c'è nelle montagne, ma non è solo in Italia, ma anche in Europa. La fondazione partirà con 8 progetti, ha spiegato Zaia, e la regione parteciperà a 4 di essi. Il flusso di finanziamenti ipotizzato, continua il presidente, va da 2 a 4 miliardi e peserà sul PIL del Veneto per 10 miliardi. Fondamentale è rinegoziare il PNRR con l'Europa e capire che il mondo è cambiato. Non è colpa di nessuno, il mondo è cambiato. Il PNRR nasce come un post-Covid, oggi è in presenza di una guerra ucraina, con tutte le ricadute di questa guerra sui nostri mercati, sull'occupazione e sull'economia. Il ministro Brunetta ha poi dichiarato che il governo è già al lavoro per mettere in campo azioni in questo momento complesso. Già nel Consiglio dei Ministri di dopodomani adotteremo decisioni importanti per le famiglie e per le imprese, soprattutto sul costo dell'energia, sul costo della benzina, sul costo delle bollette, per le famiglie e per le imprese, perché non possiamo perdere potere d'acquisto, non possiamo perdere di competitività per le famiglie e per le imprese. Le elezioni amministrative di Padova, centrodestra compatto intorno al candidato Peghin. Tutti compatti attorno a Francesco Peghin. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC e Coraggio Italia ufficializzano l'appoggio al candidato sindaco per Padova. A differenza di Verona, nella città del Santo i partiti di centrodestra si sono trovati d'accordo sulla figura dell'imprenditore sportivo che oggi, visibilmente emozionato, ha accolto il loro appoggio.
Penso che i 3 temi fondamentali per Padova, su cui ci sono molti problemi da risolvere, sono innanzitutto quello della sicurezza, poi quello della viabilità e quello dell'inquinamento. Padova è una delle città dove il problema dell'inquinamento è molto sentito. In queste 3 direttrici si svolgerà il nostro programma per portare Padova ad essere una città più attrattiva, che attragga cervelli, che attragga risorse, che attragga di più i turisti per riportare Padova ai vertici nazionali nelle presenze turistiche. Ogni partito contribuirà al programma, hanno detto i coordinatori regionali. La sintesi arriverà tra qualche settimana al termine dei tavoli di lavoro. Tra i temi in evidenza la sicurezza, la lotta alle occupazioni abusive per la Lega, il caro bollette per Fratelli d'Italia, la viabilità per Forza Italia, disabilità e assistenza domiciliare per l'UDC. A sorpresa a Padova si è presentato anche Vittorio Sgarbi, che ha lanciato la sua lista Rinascimento e Io Apro, che appoggerà Peghin. L'idea è che l'offerta per le prossime elezioni politiche sia anche di un centrodestra più la cultura, e questo si fa a Padova emotivatamente, mi sembra per i cittadini una proposta interessante. Poi stando con Io Apro ho anche pensato di non essere soltanto quello che vola sulla cultura, ma anche di occuparmi, come ho fatto in questi 2 anni, di leggi ridicole che fanno il coprifuoco a 3 baseleghe. Sgarbi ha pubblicamente espresso la sua disponibilità ad essere assessore alla cultura, ma Peghin risponde così. Tutti sono in corsa per tutto, per gli assessorati, per chiunque può competere, perché nella mia visione il merito sarà quello che premierà i risultati. Vi ricordo questa sera, prima serata alle 21:15, l'appuntamento con Ring, con il nostro Ferdinando Avarino. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Ora il meteo, le previsioni del tempo per domani. Un arrivederci. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al meteo. Anticiclone sempre più robusto tra il Mediterraneo centrale e la Scandinavia. Bel tempo e temperature in aumento. Continua la siccità al nord. Vediamo il dettaglio di martedì 15 marzo. Sul Veneto nelle ore più fredde possibile formazione di foschie, nebbie e nubi basse in pianura e sulla Valbelluna. Cielo, come vediamo, in prevalenza coperto con qualche locale schiarita alternata ad annuvolamenti. Verso sera attenuazione della nuvolosità. Venti inizialmente deboli in pianura, moderati da sud nel pomeriggio, tesi in montagna. Temperature via via più gradevoli, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 9 e i 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso precipitazioni assenti, sarà dunque asciutto ma molto nuvoloso, qualche parentesi soleggiata poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino, Alto Adige, anche qui sarà asciutto ma con molte nubi, locali nevicate sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 13-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.